Nei giorni scorsi ai nostri microfoni la sindaca di Rossano Veneto, Morena Martini, ha dichiarato che l'amministrazione comunale è disponibile a coprire le spese per integrare personale infermieristico a sostegno del piccolo Ettore, andando a colmare anche le lacune dell'UIL-7. Una dichiarazione che ha colto di sorpresa la famiglia del bimbo che, rispondendo alla sindaca, afferma che Fino ad ora non c'è giunta alcuna informazione tramite nessun altro canale, mail o PEC. Non sappiamo né noi né il nostro avvocato a che mail si riferisca il sindaco, alla quale non è stata data risposta, visto che le uniche mail arrivate dal comune sono in risposta alle PEC inviate dal nostro legale. Siamo felici di apprendere questo cambiamento di rotta da parte dell'amministrazione comunale, in quanto a settembre 2022 e a novembre 2022 le risposte alle nostre richieste inviate via PEC sono state di totale impotenza. la questione resta delicata e la famiglia di Ettore incalza comune e conferenza dei sindaci affinché prendano provvedimenti nei confronti dell'azienda. Inoltre, visti i poteri decisionali da parte della conferenza dei sindaci, la conferenza dei sindaci può imporre all'ASL di erogare i servizi in modo migliore di quello che sta facendo attualmente. Ricordiamo e ribadiamo con forza comunque che la nostra richiesta non è quella di un mero contributo economico, bensì è avere la garanzia di un progetto a sostegno di nostro figlio.